Tragedia sul lavoro nel pomeriggio a Padova. Un operaio di 70 anni di Santa Maria di Sala è stato travolto e schiacciato da un pesante portone durante un trasloco. Angelo era una persona buona, sempre disponibile. Ricordo di uno degli amici di Angelo Zenni, il 60enne residente a Maerne, morto durante il sisma in Turchia, attesa per il rientro della salma. La decisione del governo di impugnare la legge di stabilità del Veneto sorprende la regione. Zaia annuncia ricorso alla consulta. Nel mirino un articolo che anticipava una sorta di autonomia tributaria a bloccare il ministro Calderoli. Oltre 600 telecamere attive e quasi 400 agenti presideranno il territorio in quest'ultimo fine settimana di carnevale per garantire la massima sicurezza a turisti e residenti. L'ictus è la terza causa di morte a Venezia e nel Veneto è la prima a causare invalidità permanente. All'ospedale All'Angelo c'è un'equipe specializzata che lavora per limitare i danni. Si è spento stamane all'età di 90 anni il regista teatrale Maurizio Scaparro, che reinventò il Carnevale di Venezia. È stato anche direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza. Sfilata dei carri oggi al Lido, domani a Marghera, poi Campalto e Burano. La Kermesse entra nel weekend clou con tante iniziative e feste nei campi e martedì ci sarà pure la madrina. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli in primo piano, la cronaca, ancora un incidente mortale sul lavoro, tragedia questo pomeriggio a Padova dove un operaio di una ditta di traslochi è morto dopo essere stato colpito da un portone di legno. Stava ultimando un trasloco in questo palazzo quando all'improvviso il grosso portone di legno e ferro gli è caduto addosso, schiacciandolo. Un operaio di una ditta di traslochi è morto oggi pomeriggio alle 14:30 mentre stava trasportando un divano all'interno di un condominio di Corso del Popolo a Padova. La vittima è Diego Luison, 70 anni, originario di Santa Maria di Sala nel Veneziano, ex titolare della ditta Luison Traslochi che ha sede in città, in zona Chiesanuova. L'incidente mortale sul lavoro sotto gli occhi di alcuni colleghi, tra di loro anche l'attuale proprietario della ditta che lo stava aiutando nelle ultime operazioni. Per far passare il divano, il portone era stato aperto anche dal lato fisso. All'improvviso i cardini si sono spezzati e la pesante anta di legno si è abbattuta a terra colpendo l'uomo alla testa. Nonostante i soccorsi immediati del suo 118, per il 70enne non c'è stato nulla da fare, è morto per i gravi traumi riportati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Padova, i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici dello Spisal per i rilievi. Il palazzo in cui è avvenuto l'incidente sul lavoro si affaccia sulle rotaie del tram e quindi le corse sono state interrotte per oltre un'ora per consentire i rilievi. In attesa del rientro della salma di Angelo Zen, il 60enne di Maerne che ha perso la vita in Turchia, le due comunità coinvolte si stringono intorno alla famiglia. Angelo era essenzialmente un buono di natura, sempre disponibile, sempre attento agli amici, sempre pronto a fare qualunque cosa per la compagnia. Infatti il nostro sci club è ancora tutt'oggi una famiglia allargata. Noi per il passato facevamo attività anche di scuola sci a Biancoia, facevamo attività ad Alleghe e poi da un certo momento in poi, diventando tutti più vecchi, abbiamo cercato di trattenere l'amicizia che è rimasta dall'inizio sempre fondamentale per tutti. Così un amico di vecchia data ricorda Angelo Zen all'indomani del suo ritrovamento tra le macerie in Turchia, dove il 60enne di Maerne, tecnico industriale specializzato in macchinari per l'oreficeria, si era recato per lavoro. I due avevano sciato insieme proprio qualche giorno prima della partenza di Zen, con la promessa di ritrovarsi a breve, ma quella sciata non potranno più farla. La moglie, residente a Maerne, dove viveva con Angelo, resta chiusa nel silenzio di queste settimane e davanti all'abitazione sono comparse nuovamente le transenne. Una speranza che è durata 10 giorni, però è sempre stata viva. Basta vedere tutti i servizi del telegiornale dove trovavano persone ancora vive dopo 200 ore. La speranza era di trovare anche Angelo, purtroppo non è stato così. Zen è stato individuato da un'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza italiana. Erano stati inviati dal Ministero degli Esteri a supporto della Protezione Civile. Da lunedì i finanzieri scavavano tra i resti dell'hotel fino al ritrovamento.
Ancora sconosciuta la data in cui la salma rientrerà in Italia, così come il luogo dei funerali. Stiamo attendendo anche noi notizie, speriamo che arrivino prima possibile, anche per dare una giusta sepoltura al nostro Angelo. Il parroco, che aveva organizzato una veglia di speranza, ha fatto sapere che concelebrerà la funzione anche se dovesse svolgersi nel Vicentino. Si passa a un altro livello di continuare a pregare la vicinanza, la solidarietà e una riflessione che ci apre sempre sull'esistenza, la nostra realtà di vita. Poi oltre le parole che a volte escono dal nostro cuore, dalla nostra sensibilità, e certamente di grande conforto e di grande speranza, anche il silenzio dice molto, la presenza è più importante. La decisione del governo di impugnare la legge di stabilità del Veneto sorprende la regione. Zaia annuncia ricorso alla Corte Costituzionale. Nel mirino un articolo che di fatto anticipava una sorta di autonomia tributaria. A bocciarlo proprio il ministro Calderoli. Sorpreso sì, perché insomma speravamo che la nostra norma fosse compresa e andasse verso quell'idea di un Veneto che attraverso l'autonomia che speriamo di avere nel corso dei prossimi mesi e anni avesse un'anticipazione con quella che riteniamo oggi una norma intelligente che vuole far sì che le risorse che vengono recuperate nel Veneto rimangano nel Veneto. L'assessore regionale al bilancio lo dice chiaramente, era un anticipo di autonomia, ma per il governo evidentemente troppo in anticipo visto che l'autonomia ancora non c'è. Per il PD invece è semplicemente qualcosa di illegittimo. Non si tratta di scorciatoie autonomistiche, ma proprio di attribuzione di risorse che non poteva avere. Dimostra che il Veneto deve fare molti compiti a casa e non abbiamo a che fare come i primi della classe, come dice spesso Zaia. Il governo dice stop, il PD attacca e Zaia e le regioni annunciano ricorso alla Corte Costituzionale. Le prime reazioni di una decisione che fa discutere. Fuoco amico o paradosso, la definizione si applica a entrambi. Perché che sia stato proprio il ministro alla guida del percorso per l'autonomia, Roberto Calderoli, a proporre di impugnare la legge di stabilità del Veneto è un caso che diventa anche politico. Nel mirino c'è l'articolo 10 della legge, disposizioni tributarie per disporre che l'attività di recupero relativo ai tributi regionali, l'IRAP ma anche la quota nazionale dell'addizionale IRPEF, dovrebbe rientrare nelle casse regionali. Insomma, chi si è messo in regola pagando il dovuto all'Agenzia delle Entrate deve versare quei soldi al Veneto, non a Roma. Cifre pesanti dai 20 ai 30 milioni all'anno, ma per il governo è una soluzione anticostituzionale. Credo che sia ormai compreso da tutti che qualsiasi intervento che va a toccare le casse dello Stato centrale da parte dello Stato centrale vede riottosità. Questa è una norma nuova che il Veneto ha studiato, che ha proposto, di cui ne siamo convinti. Lo stesso Zaia annuncia in una nota che si confronterà con il governo sull'impugnativa ed è pronto ad arrivare fino alla consulta. La storia delle impugnative, dice Zaia, ci insegna che a volte si perde ma spesso si ha ragione. Non possiamo permetterci di rinunciare a priori a proporre provvedimenti innovativi dalla forte connotazione regionale. Farebbe bene Zaia a non perseverare nell'errore, a non ricorrere alla consulta e invece raddrizzare queste storture contenute nelle leggi di bilancio della regione. Solo così si fanno gli interessi dei veneti, perché in altro modo si rischia solamente di pesare sulle tasche dei contribuenti e di non fare gli interessi della nostra regione. Continuiamo con la cronaca, un altro furto in un'attività di Mestre. I ladri hanno preso di mira un mini market in via Piraghetto gestito da una famiglia bengalese. Il ladro è stato visto scappare con una bicicletta nera, aveva il cappuccio in testa e una giacca grigia, ha rotto la vetrina e si è portato via 100 euro secondo quanto ha riferito il titolare. Intanto è definitivo il percorso della marcia Riprendiamoci la città, in programma venerdì 24 febbraio. La partenza è alle 18:30 dal piazzale ATVO della stazione di Mestre. Il corteo è autorizzato a raggiungere piazza Ferretto in centro passando per le vie più degradate. Oltre 600 telecamere attive, ci saranno quasi 400 agenti a controllare il territorio in questo ultimo fine settimana di Carnevale. Centrale operativa da pattuglia Rialto,
segnalano 2 borseggiatori ai piedi del ponte di Rialto, lato San Bartolomeo. Sarebbero un uomo e una donna. Sarà più intenso del solito il lavoro della polizia locale in quest'ultimo fine settimana di Carnevale. La centrale operativa monitorerà la situazione con le 600 telecamere distribuite nel territorio e 380 agenti dedicati al controllo delle varie manifestazioni in città e terraferma, ma anche alla vigilanza ordinaria. Nella sala operativa della polizia locale ci saranno 7 operatori per ogni turno, per un totale di circa 25 addetti. Gli operatori che saranno presenti qui in centrale, grazie agli occhi elettronici, sono circa 600, avranno immediatamente la contezza di ciò che succede nelle zone della città, sia per quanto riguarda i grandi nodi cittadini e quindi pedonali, ma anche di traffico, sia per quanto riguarda poi le zone più diffuse e meno frequentate. Presso la sala operativa interforze saranno presenti dai 4 ai 6 operatori per ogni turno. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Nel 2022 sono state oltre 45.000 le richieste di intervento alla sala operativa, 17.000 da Venezia, 28.000 dalla terraferma. A gennaio sono state invece 1.038 da Venezia, 2.275 in terraferma. L'ictus è la terza causa di morte a Venezia e nel Veneto, la prima a causare invalidità permanente. All'ospedale All'Angelo di Mestre c'è un'equipe specializzata. L'ictus colpisce ogni anno in provincia di Venezia 1350 persone tra nuovi casi e recidive. In gran parte sono anziani, sopra i 65 anni, più uomini che donne. L'ictus è la terza causa di morte in Italia e la prima per disabilità permanente. Succede che il cervello si danneggia a causa dell'interruzione del flusso di sangue per una ostruzione, ischemia o rottura, emorragia di un'arteria. Le cellule cerebrali colpite, senza l'ossigeno e i nutrimenti trasportati dal sangue, iniziano a morire nel giro di pochi minuti e le funzioni controllate da quella zona del cervello vengono meno, con la comparsa dei sintomi. E sono quelli che possono coinvolgere il movimento della bocca, di una mano, di un piede, possono inficiare la parola, possono ovviamente appannare per esempio la vista e vanno ovviamente subito segnalati al servizio di urgenza e emergenza per arrivare nei tempi più rapidi al più vicino pronto soccorso della nostra rete aziendale. Meglio chiamare il 118 e non andare al pronto soccorso, perché ogni minuto di ritardo significa milioni di neuroni persi per sempre. Prima si interviene, meglio è. Tempi e qualità dell'assistenza sanitaria sono fondamentali e non devono superare le 4 ore e mezza dall'ictus. Gli interventi consistono nella somministrazione di un farmaco per via venosa che consente e favorisce lo scioglimento di questi coaguli, e nel momento in cui, questa è un po' la novità degli ultimi anni, vi sia l'ostruzione di un vaso più grosso e quindi il farmaco non sia efficace, si va ad agire proprio all'interno del vaso rimuovendo meccanicamente il trombo e un po' quello che avviene, come dicevo poc'anzi, per le arterie del cuore, per le coronarie. Il problema appunto del tessuto cerebrale è che abbiamo pochissimo tempo e quindi va valutata con attenzione se vi sia la possibilità di recuperare del tessuto cerebrale e quanto tempo abbiamo per farlo. Il Berna, così lo chiamano i suoi studenti, l'Istituto di Istruzione di Via Bissuola, ha un nuovo laboratorio dedicato al corso di studi di meccanica delle auto. In 100 anni è molto cambiata la scuola e sono molto cambiate le auto. All'Istituto Berna, retto da 100 anni a Mestre dai padri di Don Orione, è stato rinnovato il laboratorio di meccatronica, la specialità che coniuga la meccanica e l'elettronica applicate alle automobili. Questa scuola, l'Istituto Berna, è un'istituzione sul territorio, ma significa dare ancora una volta senso a questa collaborazione tra pubblico e privato che la Regione peraltro complessivamente finanzia, proprio perché questa formazione professionale abbatte la dispersione scolastica. Il Veneto è la prima regione come miglior risultato per avere meno ragazzi persi e coloro che entrano più facilmente nel mondo del lavoro.
Oltre alla Regione, il rinnovo del laboratorio è stato finanziato dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Presenti all'inaugurazione anche il presidente della CGA Bottan e il vice direttore della Confcommercio Antonic. Al Berna si studiano ovviamente anche le auto elettriche, ma continua la pratica su quelle a trazione endotermica, cioè a combustione, almeno fino al 2035. A fine febbraio il via ai lavori sulla pavimentazione di Piazza San Marco a Venezia, cantieri previsti per 400 giorni per 2,7 milioni di euro. Partiranno entro la fine di questo febbraio i lavori di sistemazione della pavimentazione di Piazza San Marco a Venezia. A fare il punto l'assessore Zaccariotto. Finalmente facciamo partire i lavori, con la fine del Carnevale inizieranno quella parte dei lavori che noi facciamo a seguito anche dei finanziamenti dell'acqua alta che abbiamo avuto, e nello specifico sono 2.700.000 euro che riguarderanno proprio la sistemazione della pavimentazione di Piazza San Marco. I lavori, che avranno una durata di circa 400 giorni, procederanno con la realizzazione di piccoli cantieri mobili che avanzeranno di volta in volta con il procedere dell'intervento stesso. Andremo a togliere i masegni, a ristrutturarli e poi a riposizionarli. Nel corso di questo periodo i cantieri non bloccheranno l'accesso alla piazza, che rimarrà fruibile ai visitatori, a tutela soprattutto delle attività produttive ed economiche che vi si affacciano, oltre a garantire lo svolgimento degli eventi già in programma e che verranno ospitati in Piazza San Marco, come il previsto concerto di Laura Pausini. E avanti tutta, perché insomma consegneremo una piazza che è messa in salvaguardia rispetto al grande tema che interessa a tutti, che è proprio quello dell'acqua alta. Si è spento questa mattina a Roma all'età di 90 anni il grande regista teatrale Maurizio Scaparro, colui che reinventò il Carnevale di Venezia tra il 1979 e l'82 e poi dal 2006 al 2009. È stato anche direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza, il ricordo del governatore del Veneto Zaia e della Biennale di Venezia. È stato un mix vincente tra un inguaribile visionario e un grandissimo organizzatore. Il mondo della cultura italiana ricorda oggi con profonda commozione e gratitudine il maestro Maurizio Scaparro, scomparso all'età di 90 anni. Tra i maestri della regia del secondo Novecento, direttore artistico della Biennale Teatro di Venezia tra il 1979 e l'82 e successivamente dal 2006 al 2009, colui che fece rinascere il Carnevale tra Calli e Campielli. Così aveva parlato il maestro durante una delle sue ultime apparizioni pubbliche a Venezia nel 2010. Noi qui celebriamo la creatività italiana, celebriamo la fantasia italiana, la voglia disperata di riunire due parole che non si riuniscono mai, che è rischio e libertà, senza le quali la creazione non esiste. Legato al Veneto anche per aver ricoperto il ruolo di direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza, proprio lo scorso anno a febbraio la Biennale gli aveva dedicato una mostra per celebrare i 90 anni del maestro, un omaggio con una mostra dal titolo quasi profetico Il Carnevale, Squarcio la nebbia. Il cordoglio oggi del governatore del Veneto Luca Zaia e del presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, con il direttore generale e con il consiglio di amministrazione. La Camera Ardente sarà allestita al Teatro Argentina a Roma. Ed ora invece parliamo del Carnevale. Oggi pomeriggio i carri hanno sfilato al Lido e domani pomeriggio saranno a Marghera dalle 15, domenica a Campalto e Burano. La Kermesse entra nel weekend clou con tante iniziative e feste nei campi e martedì ci sarà pure la madrina. La magia del Carnevale e il deciso ritorno verso la normalità è rappresentato anche dal ritorno in grande stile dei carri allegorici che dopo anni di assenza a causa Covid sono tornati ad incantare grandi e piccoli. Ieri hanno sfilato a Prenestina, oggi nel pomeriggio hanno regalato entusiasmo al Lido di Venezia, domani saranno a Marghera dalle ore 15, poi domenica a Campalto e a Burano. Il Carnevale entra così nel momento clou fino al gran finale di martedì grasso, con un pieno di iniziative, spettacoli ed eventi diffusi. Quest'anno Poste Italiane ha anche dedicato un francobollo speciale d'un annullo al Carnevale di Venezia. Alla cerimonia a Roma è intervenuta l'assessore Paola Maro.
Venezia è sicuramente un carnevale conosciuto in tutto il mondo per le sue atmosfere magiche, per i suoi spettacoli, per le sue occasioni culturali. Un'immagine del Settecento rappresenta il Carnevale di Venezia, che in queste ore ha anche eletto la sua madrina. È l'attrice, sceneggiatrice e produttrice italo-francese Melania Dalla Costa, che parteciperà a diversi eventi in Martedì Grasso. Saranno ancora 5 giorni con spettacoli diffusi tra Cagli e Campielli in tutta la città metropolitana e al lavoro oltre 400 agenti e 600 telecamere per mantenere la sicurezza. Tanti eventi tutti da vivere con allegria, alla ricerca del proprio segno originale. Noi siamo certi che il quadro di Gabriel Bella del Settecento possa dare quell'immagine, quel segno che il claim del nostro carnevale quest'anno, Take Your Time in Original Science, rappresenta. E da Venezia è davvero tutto. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Bentrovati al meteo. Continua la presenza costante dell'anticiclone anche in questo weekend. Clima mite, ma la stabilità favorisce l'accumulo di smog e peggiora la siccità. Sul Veneto la grafica di sabato 18 febbraio ci mostra un cielo grigio e nebbioso. Non sarà così soltanto la mattina, ma un po' per tutto l'arco della giornata, specie in pianura e nei fondovalle. Attenzione a foschie anche fitte. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra gli 8 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Non si escludono locali piovigine, specie verso est, schiarite e soleggiate invece sulle Alpi e in quota. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente più soleggiato, con nuvolosità alta e locale presenza di foschie, ma nelle ore più fredde. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 13-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.